Lo cercavano da ieri sera quando non aveva fatto ritorno a casa dopo essere salito in montagna a controllare gli animali. 49enne di Livina Longo trovato stamane morto dopo essere stato colpito da un fulmine. Violentissimo nubifragio nella notte nel Bellunese, particolarmente colpita Cortina d'Ampezzo, allagamenti e frane. Protezione civile al lavoro, previsti nuovi temporali nelle prossime ore. Oggi sono 4 anni dalla tragedia del Molinetto della Croda con l'esondazione del Lierza che causò 4 morti. Il governatore Zaia ribadisce la vicinanza della regione. È stato identificato e denunciato il pirata della strada che ha travolto Sant'Angelo di Piove, un'operaia di Chioggia che ora è in coma all'ospedale di Padova. In Veneto un anziano su 4 rinuncia alle cure sanitarie perché non può permettersi il ticket, la denuncia della CGIL che chiede un incontro in regione. Sarà un altro weekend da bollino rosso su strade e autostrade del Veneto, le previsioni del traffico di Cavu, un fine settimana bollente con rallentamenti e code già da domani. Spiagge di sottomarina invase dalle tracine, pericolosi pesci la cui puntura sprigiona una tossina che provoca dolore intenso. I consigli per difendersi dall'attacco di questi abitanti del mare. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con l'ondata di maltempo che da ieri sera si è abbattuta sulla montagna bellunese. Purtroppo c'è anche una vittima, è morto colpito da un fulmine Stefano De Vic, 49 anni, di Livina Longo, Col di Lana, trovato stamane dopo che erano scattate le ricerche ieri sera quando non aveva fatto rientro a casa. L'uomo era uscito dalla sua abitazione diretto a Montagna di Andraz per controllare gli animali senza più dare notizie di sé. Solo questa mattina il suo corpo senza vita è stato trovato in un bosco poco distante dall'auto parcheggiata. Un elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è atterrato sulla zona ed il medico ha potuto solamente constatare il decesso dell'uomo provocato molto probabilmente dalla scarica di un fulmine. Il corpo è stato recuperato con un verricello e trasportato a valle. Nubifragi in montagna, caldo torrido in pianura, le due facce di quest'estate anomala. Appunto, l'abbiamo detto, nella notte un violento nubifragio ha colpito la montagna bellunese ad un anno esatto dalla tragedia di Alverà. Particolarmente colpita ancora una volta è l'area di Cortina d'Ampezzo. Sentiamo. Dopo il caldo record è arrivato il maltempo. Un nubifragio violentissimo si è abbattuto ieri sera sul Bellunese causando danni ingenti. Particolarmente colpita l'area di Cortina d'Ampezzo e la valle del Boite con frane, smottamenti ed allagamenti. Una pioggia torrenziale che ha flagellato la valle ampezzana. I danni maggiori alla Cedel, Col, Mortisa e Val, esondati alcuni torrenti. A Mortisa un ponte è stato letteralmente divelto dalla furia dell'acqua, evacuata un'abitazione ed un ristorante, allagamenti in diverse case. La strada regionale 48 delle Dolomiti è stata chiusa per tutta la notte. Ma diciamo che c'è stata una bomba d'acqua piuttosto circoscritta che ha creato una serie di danni più infrastrutturali, diciamo, fortunatamente non ovviamente alle persone, e quindi diciamo è stata una lunga notte. Alcune delle problematiche sono rientrate e comunque ci sono stati dei danni, in particolar modo diciamo di allagamenti su alcuni seminterrati di alcune abitazioni, e poi c'è stato un crollo di un piccolo ponte su una strada comunale, oltre al fatto che è stata interrotta diciamo per la notte, ma è già stata riaperta la strada regionale 48, quella che porta al Passo Falzarego. In sopralluogo a Cortina l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che ha già predisposto la documentazione per lo stato di crisi. Vigili del fuoco e protezione civile al lavoro da stanotte, ma non è ancora possibile tirare un sospiro di sollievo. Temporali con fenomeni localmente anche intensi, specie nell'area dolomitica, potrebbero verificarsi nelle prossime ore. La protezione civile regionale ha dichiarato lo stato d'attenzione idrogeologica per il bacino dell'Alto Piave, con attenzione rinforzata per la frana di Cancia a Borca di Cadore. E proprio il 2 agosto di 4 anni fa la tragedia del Molinetto della Croda, quando una bomba d'acqua fece esondare il torrente Lierza causando 4 morti. Li ha ricordati il presidente della regione del Veneto Zaia, che ha ribadito la vicinanza della regione al presidente della Proloco finito a processo.
A Refrontolo torna la festa degli Omi, anche se chi la organizza non ha voglia di parlarne. Festa è una parola che stona ancora a Refrontolo. Il 2 agosto è e sarà per lungo tempo l'anniversario della tragedia del Molinetto, quella terribile notte di 4 anni fa quando la furia del torrente Lierza spazzò via il tendone, dove un centinaio di paesani si erano riuniti per la tradizionale cena degli uomini, uccidendo 4 di loro, Maurizio Lotto, Luciano Stella, Giannino Breda e Fabrizio Bortolin, ricordati come sempre con discrezione. La messa delle 7:30, poi dei fiori sul cipo dedicato alla loro memoria. Il pensiero non può che andare a loro. Prima di questo fatto il pensiero andava alla festa degli uomini, adesso purtroppo in provincia di Treviso si ricordano invece i morti di Refrontolo. È una tragedia che ha lasciato ovviamente il segno in questa provincia, 4 morti non sono pochi e soprattutto in quella modalità, questa bomba d'acqua unica è presente in quella zona e a 1 chilometro neanche una goccia d'acqua quella notte, mi ricordo. Un caso ancora aperto a livello giudiziario, con il presidente della Proloco, Walter Scapole, e i tecnici che firmarono il piano di assetto del territorio rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Procedimento a cui si affianca in sede civile la richiesta di risarcimento degli eredi di Stella. Speriamo che poi si trovi la soluzione per pensare che la Proloco non può diventare il capro espiatorio per aver semplicemente prestato un capanoncino che lo faceva, cioè era lì non so, da 30-40 anni per farsi la sagra del paese. Io quindi sto dalla parte del Proloco, assolutamente la ragione è difendere il Proloco. La cronaca dal Vicentino, una donna è stata travolta e uccisa mentre era in sella alla sua bicicletta, caduto a Sarcedo. Sentiamo. Sarcedo, grave incidente questa mattina intorno alle 11. Una donna, Stevic Milanka, 59enne di origini serbe, residente a Breganze, con la sua bicicletta stava percorrendo via Asiago in direzione di Tiene. Arrivata all'altezza del ponte sul torrente Igna, in corrispondenza della curva, per causa in corso di accertamento è stata urtata da un furgone condotto da un 61enne residente a Fara Vicentino. A seguito dell'urto la donna è caduta sull'asfalto riportando lesioni da codice rosso. Purtroppo dopo il trasporto con l'elicottero del SUEM all'ospedale San Bortolo di Vicenza la donna è deceduta per le gravi ferite riportate. Lascia il marito e 2 figli. Ed un giovane di 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Garda, sulla strada statale gardesana orientale. Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un furgone. Purtroppo per il 20enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo, sul posto, la polizia stradale. Ed è stato denunciato il pirata della strada che ha travolto a Sant'Angelo di Piove di Sacco un'operaia di Chioggia che ora è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale di Padova. Sentiamo. È ricoverata all'ospedale di Padova in gravissime condizioni una donna di 47 anni che è stata travolta da un'auto che poi non si è fermata. L'incidente è avvenuto sulla strada Piovese, nel comune di Sant'Angelo. La donna, un'operaia che stava lavorando nel cantiere stradale, residente a Chioggia, è stata colpita all'altezza di una rotatoria e trascinata per alcuni metri da un'auto che poi è fuggita. Immediati i soccorsi dei colleghi, quindi l'intervento del SUEM 118 che con l'elicottero ha trasportato la 47enne in ospedale dove è giunta in coma. Intanto i carabinieri hanno iniziato le indagini per individuare il pirata. Identificato, è stato bloccato dopo circa mezz'ora. È un 72enne intercettato mentre viaggiava in direzione di Padova, dove è residente. Ora è denunciato per lesioni personali e omissione di soccorso, ma l'accusa potrebbe cambiare in seguito agli aggiornamenti sullo stato di salute della vittima. Parliamo ora di sanità e difficoltà economiche, perché in Veneto un anziano su 4 rinuncia alle cure sanitarie perché non può permettersi di pagare il ticket. La denuncia è della CGIL che chiede un incontro in regione per fronteggiare questa emergenza. In Veneto il 7,2% della popolazione rinuncia alle cure mediche per motivi economici, con quasi 1 su 4 che ha più di 65 anni e pari al 22,3% della popolazione.
numero questo degli anziani cresciuto in 10 anni del 33%. Il disagio che ci viene segnalato dai nostri cittadini, dai nostri pensionati, è la difficoltà nell'accedere alle cure. C'è un tema costi, il super ticket sta incidendo pesantemente sulle tasche dei pensionati che già hanno pensioni basse. Sappiamo che 2/3 dei nostri pensionati vivono con meno di 1.000 euro al mese. Anziani che rinunciando alle cure diventano malati cronici con un aggravio di costi a carico della collettività, che oltretutto vede il Veneto secondo solo alla Lombardia in quanto a spesa per i ticket, con 305 milioni di euro rispetto ai 495 milioni dei cugini lombardi e ai 7,8 milioni della Val d'Aosta, la regione meno cara d'Italia. A dirlo la ricerca IRES della CGIL con i dati Istat. E il super ticket incide, tant'è che scoraggia nell'accedere alle prestazioni. Ma non basta, il problema si aggrava con gli anziani soli perché nubili, divorziati o vedovi, un popolo di oltre 421.000 persone, sulla scia della Lombardia, dell'Emilia Romagna e dell'Abruzzo che nel 2019 elimineranno questo super ticket, i sindacati chiedono altrettanto per il Veneto. Anche perché molto spesso il ticket in aggiunta ai super ticket rende meno conveniente rivolgersi alle strutture pubbliche, perché i costi, penso alle analisi del sangue, i costi presso il privato diventa concorrenziale. Sindacato che nell'incontro urgente in regione previsto entro fine mese chiede inoltre per la spesa dei ticket si faccia riferimento al reddito ISEE. Il 4,9% dei cittadini veneti delle famiglie venete è in una condizione di povertà relativa, senza pensare a quelli che sono in povertà assoluta. No al razzismo sia ad Adria integrata, la scritta comparsa sullo scontrino di un bar di Adria in provincia di Rovigo e postata da alcuni clienti sta facendo il giro dei social nei giorni scorsi. Lo ricorderete, un imprenditore trevigiano aveva acquistato le pagine di alcuni giornali per lanciare un messaggio in favore dell'integrazione. Il titolare del bar già in passato aveva utilizzato gli scontrini per divulgare messaggi sociali. Da un anno infatti li stampa con una scritta contro le slot machine. E andiamo ora con la cronaca in Veneto orientale, perché sono stati arrestati dai carabinieri dei rapinatori. Sentiamo i dettagli nel prossimo servizio. Raffica di arresti nel Veneto orientale con l'attesa del provvedimento di convalida del fermo per 3 rapinatori seriali, 2 italiani di rispettivamente 25 e 31 anni, entrambi fermati dai carabinieri di San Donà di Piave a Musile di Piave, a casa di uno dei due, dopo il colpo messo a segno alla tabaccheria di Via Orcalli dopo le 18:30 di lunedì scorso, a San Donà di Piave, con uno dei 2 banditi che ha agito con il volto travisato con la maschera di Anonymous. Imbracciando un fucile da caccia di proprietà del padre, l'ha puntato contro il tabaccaio, minacciandolo di morte se non gli avesse consegnato il denaro presente in cassa, 1.000 euro. A incastrare i 2 complici, già in fuga, l'auto con cui si erano resi protagonisti del colpo e di molti altri ancora. Un Alfa Romeo Mito nera sprovvista di targa. Convalida del fermo tramutato in arresto anche per il rapinatore albanese di appena 23 anni, autore di 2 violente rapine a Jesolo l'estate scorsa ai danni di 2 ristoranti e dopo aver tenuto anche un'intera famiglia con un bimbo di 7 anni sotto sequestro. Rintracciato a Jesolo, è stato incastrato dalle telecamere e dal riconoscimento fotografico delle vittime. E violento litigio in famiglia. A Tiene un bimbo di 6 anni è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale. Tiene, bimbo di 6 anni ricoverato in pediatria all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il piccolo, residente nel Tienense, con mamma e nonna, è stato ricoverato per un ematoma alla testa, compatibile con una possibile caduta accidentale, ma avrebbe anche segni di gravi botte e percosse. Su quest'ultimo aspetto si concentrerebbero terribili sospetti. Il piccolo è arrivato all'ospedale dopo che i vicini di casa, sentite urla e un litigio violento tra madre e nonna, hanno allertato i militari. Litigi violenti che, come accertato
riportato dall'Arma dei Carabinieri, sempre sentendo i vicini, sarebbero frequenti all'interno del nucleo familiare. In base alla cartella clinica e alle testimonianze dei vicini, militari della compagnia di Thiene hanno così provveduto ad inoltrare le carte alla procura, avviando al contempo la procedura di tutela che passa attraverso i servizi sociali. Primo weekend di esodo d'agosto e traffico da bollino rosso sulle tratte autostradali gestite da CAV, la 4 Padova Est Venezia, il passante di Mestre e la tangenziale di Mestre. La società concessionaria prevede infatti anche per questo fine settimana la possibilità, causata da eventuali incidenti, di code e rallentamenti soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, quando si concentreranno la maggior parte delle partenze dei vacanzieri. CAV ha previsto per questo fine settimana un bollino rosso per traffico critico che riguarderà domani venerdì 3 e sabato 4 agosto, entrambe le carreggiate, venerdì soprattutto quella in direzione Trieste, mentre sabato sia in direzione Milano che Trieste, dove potranno verificarsi incolonnamenti, in particolare a Padova Est e all'altezza del bivio tra A4 e A57 in corrispondenza della barriera autostradale di Mestre. Domenica 5 agosto, giornata da bollino giallo con traffico intenso in entrambe le direzioni, mentre lunedì 6 gli ultimi rientri dal fine settimana. Nella stessa direttrice lo scorso anno sul passante di Mestre, sempre nel primo sabato di agosto, si sono registrati quasi 60.000 transiti, corrispondenti ad un traffico superiore di oltre l'80% rispetto a quello che mediamente interessa la carreggiata est di un sabato normale. Le 3 corsie della A4 sono comunque in grado di smaltire efficacemente questa mole di traffico anche grazie alla ridotta presenza di mezzi pesanti. Lo ricordiamo infatti che appunto per i mezzi pesanti è vietata la circolazione in autostrada domani dalle 14 alle 22, sabato 4 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 5 agosto dalle 7 alle 22. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare di emergenza lupi sulle montagne del Veneto. L'altopiano di Asiago sta pensando a come fare per isolarli. Sentiamo. Emergenza lupi. Sull'altopiano di Asiago resta alta la preoccupazione, specie alla luce delle ultime predazioni registrate nel fine settimana tra Marcesina, Gaglio, Asiago, Foggia e Lusiana. È chiaro che la presenza di un animale selvatico quale quello che è stato reintrodotto nel nostro territorio sta creando problemi gravissimi alla nostra economia, all'alpeggio, all'agricoltura, all'allevamento di bestiame, e non è pensabile che in un territorio così antropizzato si possa permettere una reintroduzione così invasiva di una specie protetta come quella del lupo. La Regione, dopo i recinti e i cani, ha avviato un nuovo progetto che prevede il monitoraggio degli animali attraverso appositi radiocollari. Ma non basta certo questo a placare la preoccupazione di allevatori, turisti e residenti. Fino a quando i lupi rimarranno in altopiano, l'emergenza rimarrà alta. E allora ecco una nuova proposta. Di realizzare un'area protetta molto vasta da poter collocare almeno gli animali più problematici, munendoli di radiocollare e garantendo anche un loro monitoraggio proprio per far sì che vi sia il minore danno possibile per gli allevatori e per far sì che questi animali non arrechino anche pregiudizio o comunque timore per l'incolumità pubblica di molti turisti che frequentano le nostre montagne. Dalle montagne al mare, spiagge di sottomarina invase dalle tracine, pericolosi pesci la cui puntura sprigiona una tossina velenosa che provoca un dolore molto intenso. Ecco quindi come difendersi dall'attacco di questi abitanti del mare. Pronto soccorso di Chioggia assediato dai bagnanti colpiti dalla puntura velenosa di quello che in Veneto si chiama varagno, nel resto d'Italia tracina o raganella.
Quest'anno lungo le spiagge di Sottomarina sono davvero molti, spiega il primario del pronto soccorso locale Andrea Tiozzo. È necessario muoversi con cautela soprattutto nei giorni successivi a quelli di forte maltempo che nelle scorse settimane non sono mancati. Il rischio si ha soprattutto nelle giornate dopo le mareggiate, quando il pesce viene a riva, si nasconde sotto la sabbia e resta esposto soltanto un aculeo dorsale. La persona, il bambino, inavvertitamente appoggia il piede e si punge. Immediatamente compare un dolore fortissimo, il bambino inizia a piangere, molto spesso non si capisce cosa abbia il bambino, ma il dubbio deve derivare dal fatto che il bambino piange lì in battigia, dove al di sotto della sabbia si nasconde il pesce varagno. Tra i motivi che portano molte persone, soprattutto bambini, ad arrivare al pronto soccorso in preda a dolori lancinanti, prosegue il medico, ci sono spesso errori grossolani nel trattamento immediato di queste punture. Antiche credenze popolari, come quella che ghiaccio o acqua fresca abbiano effetti benefici, hanno una persistenza incredibile. La cosa da fare subito è quella di immergere la parte colpita nell'acqua calda, perché a differenza di quello che si può pensare, il ghiaccio non migliora la situazione ma anzi la peggiora, perché la tossina che provoca il dolore è una tossina termolabile, quindi viene distrutta dal calore. Immergendo l'arto colpito nell'acqua calda il dolore scompare in maniera piuttosto rapida. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tanto sole sulle nostre regioni, saranno rare le precipitazioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque al mattino. Dal pomeriggio non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui monti, altrove invece si manterrà buono con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, valori massimi abbastanza caldi tra 31 e 35 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento al mattino, poi con qualche rovescio sulle Alpi, ma generalmente di breve durata. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 32 e 35 gradi. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo un po' su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento ovunque. Qualche temporale tuttavia sarà possibile durante le ore pomeridiane un po' su tutti i settori regionali. Temperature minime intorno ai 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 33 e 37 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.